Ciao Don Simone. Si è spento serenamente dopo 8 anni di malattia Don Simone Viguto, 35 anni compiuti lo scorso 11 marzo. La nostra puntata si apre con il giusto e doveroso ricordo di un amico che ha lasciato un segno indelebile nell'intera comunità. Da tempo gravemente malato, Don Simone non si era mai lamentato delle sofferenze. A chi gli chiedeva informazioni sulla salute rispondeva bene, al massimo a vonde ben, prodigandosi finché le forze lo hanno sostenuto nell'impegno di vicario parrocchiale a Rivignano, Teor, Driolassa, Campomolle, Pocenia e Torsa, sempre al fianco del parroco Monsignor Paolo Brida. Don Simone si è addormentato in Dio attorno alla mezzanotte di giovedì scorso all'ospedale di Udine. Lo staff di Guarda che Stella si unisce con profonda commozione alla famiglia in questo momento di dolore. Mandi. La puntata odierna è dedicata alla Pasqua, in particolare alla celebrazione della Via Crucis in programma venerdì 29 marzo presso la parrocchiale di Rivignano. Per questo facciamo un passo indietro, ripercorrendo con le immagini e le interviste l'edizione 2012. Il messaggio pasquale di questo 2012 qui a Rivignano qual è? Il messaggio è proprio di scoprire Gesù Cristo risorto per la nostra salvezza. È riscoprire Gesù Cristo che ci viene incontro, che muore sulla croce per salvarci, per manifestare questo amore di Dio infinito per tutti gli uomini. Così che un saluto, un augurio di buona Pasqua, sia da parte mia, Don Agustin, sacerdote argentino, che possiamo dire di passo in questa parrocchia di Rivignano per dare una mano in questo tempo di forte attività pastorale, e soprattutto sia di Don Paolo Brida, il parroco, e Don Simone Viguto, che come vice parroco anche lavora in questa parrocchia e fanno insieme, portano avanti il lavoro pastorale. Allora un buon augurio di Pasqua. Ho detto che i ragazzi qui si sono veramente dati da fare, sia i giovani e meno giovani, però tutti insieme per portare in scena un qualcosa di particolare che dimostra che quando si fa squadra i risultati si vedono. Esattamente, penso che un lavoro preparato con tanto impegno e che veramente ci permette di vivere la fede, ci permette di pregare, ci permette di vedere non soltanto semplicemente una tradizione, ma veramente vedere la fede che si fa opera, che si fa vita. Magari questa manifestazione di fede che abbiamo oggi vissuto insieme ci aiuti a scoprire sempre più il Signore Gesù Cristo. Da quanto tempo che è qui presente? Da questo settembre sono studente a Roma e vengo una volta al mese, ogni 15 giorni, a servire pastoralmente in queste parrocchie. Rivignano com'è? Veramente una comunità viva che vuole seguire Gesù Cristo e vuole scoprirlo sempre di più. E lei che, diciamo così, che rappresentante è in questo caso? Io sono sacerdote che, torno a dire, vengo nei principali momenti dell'anno liturgico, ma anche durante ogni mese, a dare una mano ai parroci, sia Don Paolo Brida e Don Simone Viguto, nel servizio pastorale e nell'attenzione pastorale di queste parrocchie. Adesso si è trovato bene, Rivignano comunque è una bellissima cittadina, no? Veramente molto bene, la comunità è veramente molto attenta, anche aperta di cuore, e mi sento veramente come a casa, anche se a 13.000 km di distanza. Buona Pasqua anche a lei. Grazie, buona Pasqua. Monsignor Paolo Brida è il parroco titolare, diciamo così, della parrocchia di Rivignano. Anche quest'anno grande successo per quanto riguarda questa Via Crucis rappresentata da quasi tutti i rivignanesi. Cosa dobbiamo aggiungere ancora? Dobbiamo aggiungere un grazie enorme a chi ha lavorato per la realizzazione di questa veramente opera spirituale, la chiamerei. Giorni e giorni di lavoro, di volontariato, è veramente un lavoro immane che noi neanche immaginiamo dopo a vedere l'effetto. E poi il grazie quindi al gruppo Drin e Delaide senz'altro, e anche la bellezza del coinvolgimento di tante persone del paese, e soprattutto, se avete notato anche nelle varie scene, nei vari luoghi, e il fatto del coinvolgimento anche delle nuove generazioni, dei giovani, dei bambini. Allora questo è ciò che fa crescere la comunità. Ciò che fa crescere la comunità è proprio questa trasmissione della fede, anche attraverso questo modo, diciamo così, artistico, perché è anche fatto alla perfezione poi, anche dal punto di vista artistico, far crescere nella fede anche le future generazioni. Allora c'è speranza. Allora questo diventa già un augurio pasquale.
Monsignore, sappiamo che quest'anno è una Pasqua un po' particolare, un po' per tutti, è una Pasqua di austerity, si dice questo termine. In questo caso la fede è fondamentale per uscire da questa impasse? Direi proprio di sì, non vorrei proprio adesso banalizzare, quando non se ne può più si ritorna al buon Gesù, c'è un detto, no? Ma al di là di questo la fede illumina la vita e con la fede si riesce ad affrontare tante situazioni, anche le più drammatiche alle volte. Perché? Perché la fede ti apre a Dio e ti apre all'altro e allora insieme si può affrontare meglio le battaglie e anche le batoste della vita. Allora la fede non è un peso in più, ma è un aiuto in più, a maggior ragione in questa situazione, in una situazione come l'attuale. E quindi veramente perché la fede poi ti aiuta a non perdere mai la speranza. E lo stesso Venerdì Santo lo dice, no? Venerdì Santo sembra che tutto sia finito, tutto sia annientato, però il Venerdì Santo è incomprensibile se noi non lo guardiamo anche con la luce di 2 giorni dopo, cioè della Pasqua di Risurrezione. E la vita è un insieme di morte e risurrezione, di Venerdì Santo, ma anche di momenti di risurrezione. Ecco, io credo anche una serata come questa, proprio vedendo il coinvolgimento e anche la partecipazione così attenta, silenziosa, partecipe proprio della gente, è un segno di speranza, è un segno che si vuole continuare a camminare. Soprattutto la popolazione di Rivignano ascolta il suo parroco e a sua volta c'è questa trade union che funziona egregiamente. Io direi che non è questione del parroco, il parroco tutto sommato è un trasmettitore di un messaggio molto più importante che va al di là della sua persona. Il parroco riesce a trasmettere qualcosa nella misura in cui lui stesso in qualche modo aderisce al Signore. Allora io dico che non è grazie al parroco, ma grazie al Signore Gesù. Buona Pasqua. Altrettanto e a tutti voi. Abbiamo sentito la parte religiosa, adesso invece sentiamo la parte civica con il primo cittadino di Rivignano. Signor Sindaco, allora, anche questa Pasqua è arrivata, un 2012, come abbiamo sottolineato anche con Monsignore, non facile, una Pasqua un po' particolare. Il Comune, l'amministrazione comunale, il primo cittadino, cosa deve aggiungere? Oggi è stata ancora una volta, anche in questa occasione così importante come quella del Venerdì Santo, un momento in cui la comunità di Rivignano ha dimostrato di essere una vera e propria comunità, perché ha partecipato numerosissima a questo rito e soprattutto hanno partecipato in tanti all'organizzazione di questa ricorrenza. Hanno partecipato associazioni, tanti giovani, tanti volontari e una piccola parte, ne sono orgoglioso, ha fatto anche l'amministrazione comunale di Rivignano perché vuole far parte di questa comunità. La coincidenza vuole che da una parte c'è il palazzo comunale e dall'altra parte c'è la chiesa, in mezzo c'è il viale che vuol dire una strada che può portare qualcosa di nuovo. Sì, la vicinanza geografica tra il municipio e la chiesa è una caratteristica credo di molti paesi e comunque è una vicinanza anche simbolica, nel senso che c'è la rappresentanza di 2 comunità, la comunità civile e quella religiosa, che nel reciproco rispetto delle rispettive prerogative comunque spesso si trovano a collaborare assieme, e questo collaborare assieme per risolvere i problemi, in questo periodo di problemi ce n'è davvero tanti, questo collaborare assieme è comunque una cosa molto bella e che qui riesce bene. Siete rivignanesi, oltre all'Imu nell'uovo di Pasqua cosa troveranno? Nel nuovo di Pasqua non lo so cosa troveranno. L'Imu certo è una brutta sorpresa che ci ha lasciato il governo Monti e noi cercheremo di renderla più dolce possibile, cioè con grandissimi sforzi, con grandissimi sacrifici cercheremo di fare il possibile a Rivignano per tenere le aliquote dell'Imu al minimo, e non sarà facile perché effettivamente le entrate per il Comune saranno di molto minori rispetto all'anno passato, quando già erano inferiori, nonostante tutti i prezzi invece aumentino. I rivignanesi, che sono tosti in questi casi, la supereranno anche questa? Speriamo che sappiano superarlo i rivignanesi, e non solo i rivignanesi, tutti gli italiani, perché il periodo effettivamente è molto difficile e noi confidiamo di poter prima o poi intravederne la fine. Ecco, amministrare in questo periodo, in effetti, amministrare un comune in questo periodo non è facile. Buona Pasqua. Grazie, e anche a tutti i telespettatori vostri.
Termina qui, gentili telespettatori, la puntata odierna di Guarda che Stella. Non resta che augurare a tutti voi una felice Pasqua e che l'uovo porti qualcosa di positivo. Alla prossima!